Grandi e bambini arrivati da ogni parte della Sicilia hanno preso parte alla magia del Natale nel più grande parco a tema della provincia di Agrigento a Raffadali. Il Christmas Village ha registrato oltre 20.000 presenze ed ha segnato un successo senza precedenti. Il villaggio natalizio allestito all'interno dell'area di quello della gioventù ha riportato in vita uno spazio rimasto inutilizzato per anni, trasformandolo in un punto di riferimento per le festività. Un'esperienza capace di coinvolgere famiglie, bambini, visitatori di tutte le età, attratti da un'offerta ricca e variegata. Spettacoli teatrali, mascotte, Babbo Natale, aree gioco, villaggi a tema e Luna Park hanno animato le giornate, regalando momenti di divertimento e suggestione a migliaia di persone. Numeri che hanno superato ogni aspettativa. Per il prossimo anno gli organizzatori stanno già lavorando ad un parco a tema ancora più grande con numerose novità, una pista di pattinaggio sul ghiaccio, un teatro più ampio per gli spettacoli natalizi e l'allargamento dell'area attraverso il recupero di altri spazi del villaggio della gioventù. Il Christmas Village ha rappresentato anche un importante volano economico per Raffadali, con numerosi ristoratori e pizzerie che hanno fatto registrare il tutto esaurito nelle serate di maggiore affluenza, contribuendo ad un indotto positivo per l'intero territorio provinciale. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Silvio Cuffaro, che ha sottolineato il valore dell'iniziativa e il ritorno in termini di immagine e partecipazione per la comunità. Grandissima soddisfazione, devo ringraziare gli organizzatori, il Comune ha messo a disposizione l'area e per tutti coloro che hanno voluto fare polemica è un'area, una concessione a titolo gratuito, ma coloro che hanno organizzato la manifestazione hanno investito oltre 40.000 euro per mettere in sicurezza l'area dopo gli incendi che hanno danneggiato gran parte di quell'area che necessitava mettere in sicurezza, quindi di gratuito non c'è stato proprio nulla ed è bene che questo si sappia. Devo ringraziare gli organizzatori, persone hanno raggiunto Raffadali da tutte le parti della Sicilia. Come prima esperienza io dico che è stata molto positiva, già stanno cominciando a lavorare e a programmare per la nuova programmazione del 2026-27 in cui già stanno programmando nuove iniziative per ampliare e dare una maggiore servizio a tutti coloro che verranno l'anno prossimo a questa manifestazione.